Questa è Carini, questo è il confronto tra seconda e terza del girone H di Serie B. Questa è Mistral Carini Bleeding Soverato. Amici appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio da Anthony Massaro, siamo live dal palazzetto dello Sport Ciro Genova per una delle sfide più importanti che la categoria può offrire. Quindi restate con me fino alla fine per non perdervi neanche un istante. Da una parte la voglia di riscatto dei ragazzi di Mister Rizzo, secondi ma reduci dal passo falso in quelle di Marsala, dall'altra una formazione che arriva direttamente dalla provincia di Catanzaro e che vuole trovare continuità dopo essersi assicurato il derby con il Soverato Futsal, comune denominatore tra le due, il desiderio di vincere e cercare di accorciare il gap con la capolista Mazzara. Adesso andiamo a leggere le due formazioni mentre il Soverato si lascia fotografare e il Carini sistema le ultime situazioni in panchina. Partiamo dalla formazione di casa di Mister Rizzo con Listro tra i pali, Mark Argibai, Cardona, Cascino, non c'è Murò, Gabriel Barcellona, La Rosa, Biondo, Dorio e infine affaticato insieme allo Piccolo e Calandra. Per quanto concerne invece il Soverato di Mister Venanzi, Neuel Perez tra i pali, Antonio Loriggio, Federico Santaguida, Stefano Celia, Sinopoli, Scerbo, Santise, Panetta, Martino e Mallimaci con Frustace che completa l'organico del Bleeding Soverato. Adesso le squadre si raccolgono per rispettare il consueto minuto di silenzio che viene rispettato in tutti i campi. Si affrontano letteralmente due squadre che vogliono vincerla questa categoria, quindi sicuramente una partita affascinante, bella, intensa e speriamo di vedere tanti gol. Come possiamo vedere aprirà le danze la Mistral Carini in tenuta bianca che attacca da destra verso sinistra, tenuta gialla invece per il Soverato. Fischietto in bocca per il direttore di gara e quindi è ufficialmente iniziata la partita tra Mistral Carini e Bleeding Soverato. Subito una riconquista della palla per i calabresi, ma la forte pressione dei bianchi ha permesso una rimessa laterale. Ancora una pressione fortissima da parte di Cardona, vuole subito aggredire alta la formazione di casa. Adesso, dopo qualche secondo di grande intensità, si ripartirà da rimessa laterale battuta immediatamente da Martino e allora una verticalizzazione imprecisa che permette a Listro di ripartire da rimessa dal fondo, portiere espertissimo, per lui anche un clean sheet quest'anno, l'estremo difensore siracusano, arrivato come tanti altri qui alla Mistral per cercare di vincere questo campionato. Tanto, prima opportunità della partita, lasciata partire dai piedi di Sinopoli, conclusione col destro che si è spento sul fondo, tanto correzione del duo arbitrale, quindi l'hanno letta come una deviazione. Calcio d'angolo mentre Mister Rizzo manda subito a scaldare due componenti della panchina. Alla giocata al limite, palo colpito da Neuel Perez, l'argentino è andato vicinissimo al gol dell'1-0, palo esterno però. Adesso prova a risalire il campo la Mistral che è iniziato in maniera un po' contratta, mentre il Soverato sembra avere la meglio. Chiaramente il Bleeding, sono due le squadre nella provincia di Catanzaro, Soverato precisamente,
che fanno questo campionato. Proprio nell'ultimo turno il Bleaking ha vinto il derby, quindi arriva qui lanciatissimo e desideroso di tenere la scia delle Mazzara, quota 38 punti. Adesso una rimessa laterale in favore sempre del Soverato, vince a uomo il duello l'ultimo arrivato Roberto Dorio, prelevato dalle Città di Palermo, quindi ha cambiato categoria, è sceso in Serie B dopo questa breve esperienza in A2 ed è un giocatore che ne ha vinti di campionati, che soprattutto può fornire grande solidità al pacchetto arretrato della Mistral. Buona verticalizzazione, ma raccoglie facilmente la sfera. Numero 1 Panetta. C'è da correggere perché Panetta è in panchina, quindi para Scerbo, confermato. C'è un dubbio in questo senso. Alla fine ancora un'impostazione per la Mistral da dietro. La Rosa ha due avversari molto vicini, prova a rientrare e alla fine apre il gioco. Mistral che prova a detenere il pallino del gioco. Bella iniziativa di Cardona, detto Coco, tornato alla Mistral in questo mercato invernale dopo qualche mese. Un giocatore fondamentale per questa squadra, ha inciso parecchio nella promozione dalla C1 alla B, particolare, ha fatto 30 gol, dobbiamo essere precisi. Alla sua prima esperienza in Italia, tra l'altro, visto che era stato prelevato da un club argentino. E già al suo ritorno ne ha fatti 5 di gol, il numero 21 della Mistral, che ora prova a portare una pressione alta insieme ai suoi compagni e funziona perché il Soverato non è uscito bene in pallegge. Allora Barcellona va per vie orizzontali, gestione del possesso della compagine palermitana, aspetta il Soverato facendo densità. La Rosa viene a prendersi palla subito Cocco Cardona, poi la Rosa apre il gioco, niente da fare, possesso sterile per i ragazzi di Mister Rizzo, quest'ultimo subentrato alla bianca quest'anno, quindi un cambio di guida tecnica per una delle squadre più importanti della categoria. L'ex Palermo ha sposato il progetto e vuole portare a compimento la missione iniziata dalla bianca. Soprattutto non sarà facile, visto che nell'ultima partita la Mistral ha perso in quel di Marsala. Tanto prova a sfondare Cardona e in qualche modo ci riesce perché guadagna rimessa. E allora palla all'indietro dove c'è Dorio, lascia partire un grande destro l'ex Città di Palermo. Ha lasciato una bella intervista ai nostri microfoni quando ha firmato per la Mistral, subito parlato di voglia di recitare un ruolo da protagonisti in questa categoria e lui sicuramente darà una grossa mano. Infatti Mister Rizzo non ha esitato a schierarlo dal primo minuto. Chiaramente a futsal le sostituzioni sono dinamiche, molto rapide, non c'è bisogno di chiamare l'intervento del direttore di gara, quindi Mister Rizzo ha tutta la possibilità del mondo di cambiare i suoi interpreti. Nel frattempo la Mistral gestisce il pallone con la Rosa, è un match molto equilibrato. Ora Dorio ha perso il pallone, ha provato ad andare il numero 28 Nahuel Perez, ma non ci è riuscito. Tanto occhio a questo tiro, buona conclusione di Sinopoli, ma buona la risposta di Urgel Listro. Occhio a quest'altra palla al limite, doppio tentativo, ci ha provato anche Luca Frustace, ma l'ex Catanzaro non è riuscito a inquadrare la porta. Murata è la sua conclusione. Allora la Rosa a cercare anche lui un tiro deviato e quindi calcio d'angolo, si affaccia in avanti la Mistral. Palla all'indietro, Dorio, la Rosa prova l'1 contro 1, rimpallo, ma il pallone ce l'ha sempre lui. Fa densità il Soverato, ripartenza con Perez che accelera
guadagnata rimessa laterale dalla Mistral, contropiede che non va bene per i calabresi. Allora Dorio subito in verticale, ha lasciato scorrere la rosa, uno dei più coinvolti, classe 97 in questo inizio di partita. Ha fatto soluzione diretta verso Sinopoli da parte del Soverato, ma niente da fare, continua a regnare l'equilibrio. E allora tocca indietro di Cardona. Dorio di nuovo, Cocco Cardona, Cascino in verticale, appena entrato, poi spintonato Cardona, tutto regolare per il direttore di gara. Perez apre il gioco, poi soluzione imprecisa sulla linea laterale, e allora Mistral che torna a gestire le operazioni. La rosa per vie centrali, apre da Cardona, c'è la soluzione Dorio dietro, prova un tacco verso Cascino, stavolta va lui dall'ex città di Palermo, ma non solo. La rosa rientra, prova a passare in mezzo a due, non era facile, insiste il 29, torna da Capitan Cascino, sempre possesso della Mistral, che ha stravinto lo scorso campionato di C1 e che quest'anno vuole proseguire la striscia positiva iniziata 2 stagioni addietro, quando la Mistral è arrivata in finale di playoff C2 pur perdendo grazie a un ripescaggio. Ha partecipato alla categoria precedente a questa, che è la C1, stravinta come detto. Poi Dorio prova ad andare, conclusione murata e poi giocata in verticale che non si sviluppa. Sempre Mistral, la rosa prova a giocarla per vie orizzontali, Dorio torna a amministrare il Soverato, Perez può uscire bene questa palla, poi ha provato un tacco Mallimaci, sta acquisendo di intensità, Dorio resiste alla carica di Frustace e guadagna anche rimessa laterale. E allora Cardona apre dalla rosa, prova sempre ad andare il 29, ma ha sempre un raddoppio, è una cosa studiata secondo me molto bene da mister Benazzi, quella di raddoppiare sul 29 avversario, che è chiaramente uno dei giocatori più estrosi che questa squadra possiede, esperienza da vendere. Ha fatto 19 gol in A2 con la maglia, anzi, del Canicattì e non solo. La rosa, adesso Dorio scambia con Cascino, si va da Cardona, viene dentro al campo, tocca indietro ancora per Dorio, apertura da Cascino, buon controllo del capitano che si affida sempre allo scarico all'indietro, poi prova ad accendersi Cardona, la rosa subito al tiro murato. È evidente che si tratta di uno scontro diretto, di uno scontro al vertice, e il Mazzara sicuramente starà attenzionando la sfida. Per il momento sembra avere una supremazia territoriale il Carini, detto anche Mistral Meeting Club. Nel frattempo tocco all'indietro di Mallimaci, poi il rinvio non è andato a buon fine e quindi ancora Mistral. Dorio, Cascino prova a portarsi in avanti il 9, un dribbling, palla giocata per vie orizzontali, prova ad andare in 1 contro 1, Cardona sembrava essere stato fermato fallosamente da un giocatore del Bleeding Soverato, ma il direttore di gara ha deciso di lasciare correre come tutto il resto della partita, molto regolare, piena di ritmo, poche interruzioni, si gioca e anche tanto. Dorio, soluzione verticale e lunga all'indirizzo di La Rosa, blocca facile Scerbo. E allora prova a tornare a facciarsi in avanti il Soverato, ma Listro fa buona guardia su tocco di Loriggio, non proprio un tocco,
del neoentrato. Tanto la pressione dei calabresi si fa forte, la Mistral resiste e guadagna anche rimessa. La Rosa, Dorio, ancora la Rosa, pensa al lancio lungo il 29, poi Dorio, bloccato. Listro si prende il suo tempo e non ne ha molto. Dorio, servito a Cascino, occhio al rimpallo sfavorevole, prova ad approfittarne l'Origio, allontana male la Mistral, allora il tiro alto di Federico Santaguida, il classe 91, arrivato nella finestra invernale precisamente a dicembre dal Soverato Futsal, ha sfiorato il gol. Lui che ha chiuso la sua esperienza con la rivale storica del Bleaking con 33 gol in un anno e mezzo. In questa nuova esperienza, sempre a Soverato, ha già firmato 5 reti. È andato ad un passo dal sesto. Intanto giocata verticale per Cascino. Sempre il 9. Scarica dietro la Rosa. Buona la giocata. Verso affaticato, ma è stato chiuso. E allora prova subito a badare al sodo il Soverato. Nel frattempo si intensificano i duelli, non bloccano il gioco i direttori di gara, non chiamano falli, ed è anche più bello così, chiaro, finché si rimane per certi versi nel tranquillo, finché nessuno si fa male. Dorio, buona conclusione, era appena giocato al secondo palo, contropiede che il Soverato non sfrutta appieno, preferisce ragionare con la palla tra i piedi e non è una scelta così sbagliata. E allora pallone all'indirizzo di Lorigio, si salva la Mistral che è andata direttamente in verticale dall'indirizzo di Cascino. Numero 9. Tanto Dorio va a lottare con prepotenza sul set avversario. Adesso la Rosa, solita situazione nella quale si ritrova marcato a 2 uomini, ma è questa la fase di non possesso della squadra di Venanzi. Chiudere lo spazio, mentre la Mistral sembra più pensare a farli gol che a non prenderli, lo dicono i numeri, a breve li leggeremo. Ma la Mistral sia la migliore difesa e anche il migliore attacco. Tanto affaticato, non c'è fallo, provato ad andare il numero 6, è rimasto fermo. Dolorante Lorigio, ha accusato un dolore il pivot classe 89, assoverato già da oltre 2 stagioni, questa è la terza. Nonostante qualche complicato infortunio, ha fatto già ben 24 gol con questa maglia, dei quali 9 in questa stagione, quindi un'arma in più d'esperienza per Lorigio, che adesso è uscito. E allora Soverato che si affaccia in avanti, ha provato un tiro, Nunziato Malimaci. Gestione della palla affidata ai calabresi. Prova a pressare alto la Mistral, è efficace, quindi rimessa affidata a Cascino. Cardona cambia poco, mister Rizzo a quanto pare è soddisfatto di almeno 2/3 interpreti che cambia poco. Si tratta di Cardona che ha appena sbagliato il passaggio e di La Rosa, quest'ultimo insieme all'argentino non sono mai usciti, mentre Cascino è subentrato, idem Stefano affaticato. Tanto rimessa laterale battuta lunga da Soverato, il colpo di testa impreciso da parte di Sinopoli. Poi il direttore di gara dice che la rimessa è del Bleaking, quindi Mistral che deve aspettare. Ma c'è una restituzione del pallone.
credo si tratti di un cambio, non abbiamo ben compreso la situazione, ma si gioca, questo è quello che conta. La Rosa quasi a memoria da Cascino, soluzione verticale, quella data dal 9, che adesso sfida 1 contro 1 il capitano avversario, poi si gira e qua si trova un grande gol. La Rosa, altra grande opportunità per la Mistral Carini nell'equilibrio generale. Ha provato a farsi sentire la formazione biancorossa. Si riparte da Listro che la gioca subito. Il pallone arriva da Cascino che va col destro. Che miracolo di Scerbo! Questa sì, che è una grandissima parata. Mamma mia! Si torna da Dorio che si è levato la casacca, è rientrato dopo qualche istante di riposo, se così possiamo chiamarlo. Non si riposa mai in queste partite, soprattutto in queste categorie dove devi rimanere applicato più che mai mentalmente, devi restare dentro la partita anche quando vai fuori, perché potresti essere richiamato in causa dopo pochissimo. Ha provato a sfondare un muro troppo denso Sinopoli. E allora la Rusa. Dorio. Cardona in verticale, buona trama della Mistral, scivolato Dorio. Cascino, la Rosa aspetta basso il suo operato, sembra avere la meglio la Mistral in questi ultimi minuti. Cascino torna da Dorio, verticale, si è liberato uno spazio per Cardona, che trama della Mistral, conclusione alta però. Va subito al sodo il Bleaking. Ma tanti palloni buttati per il momento, sia lo sviluppo del gioco della Mistral che la fase di non possesso, quindi l'aggressività, la pressione alta, stanno entrambi funzionando. Intanto la Rosa in verticale a secondo palo, anzi da Cascino, ma si innesca un contropiede non sfruttato dal suo operato. Dorio, adesso si è acceso il match, si sono accesi i ribaltamenti di fronte, prova ad accendersi anche Cardona. Dorio, la Rosa pensa all'1 contro 1, poco fa è riuscito e ha servito a Cascino al secondo palo, ma poi è scaturito un contropiede del suo operato che per fortuna del Mistral non è andato a buon fine. Dorio può pensare anche a un tiro, c'ha spazio, ma è chiaro che i gialloneri fanno tanta densità. Cascino finta, si torna indietro. Dorio, sempre Mistral Carini. La Rosa, 1 contro 1 anche lui, palla ancora a secondo palo, stavolta c'era Cardona, ci mette le mani Scerbo. Occhio a questo lancio, occhio a questa opportunità. Grande conclusione di Santa Guida che si spegne sul palo esterno, ma aveva fermato il gioco, la direzione arbitrale. Il salto del 70 non è piaciuto e quindi tutto fermo, ma occhio a questa soluzione lunga offerta da Scerbo per i suoi attaccanti. Niente male. Tutto l'uomo più pericoloso. Santa Guida per i gialloneri. Ancora la Rosa ne sta provando tantissimi di 1 contro 1, sta provando gradualmente ad accendersi l'ex Acragas. Rimessa laterale per il Soverato, prova a sfondare Sinopoli, chiude Listro. Correggiamo, la Rosa non ha giocato l'Acragas, bensì il Catania. Intanto occhio al vantaggio del Soverato, Tapin vincente sulla respinta di Listro, quindi cambia il parziale.
quelle di Carini. È 1-0. Carini che aveva menato le danze di più, aveva creato più opportunità, ma su una deviazione sbagliata del suo portiere, se così possiamo chiamarla, non è riuscito a tenere la porta inviolata. Tanto giallo proprio per Leandro La Rosa. Dicevamo, stavamo correggendo il fatto che non ha mai giocato nell'Akragas, bensì nel Meta Catania, nel Canica T, nel Wisser, e adesso è stato ammonito, classe del 97, che è un laterale puro per questo tipo di calcio e soprattutto per l'atteggiamento propositivo che ha questo Mistral Carini, e siamo sicuri che tra questo finale di primo tempo e tutta la ripresa che c'è da vivere non vorrà mollare un centimetro. La rosa in verticale, ma se c'era fallo è andato giù Gabriele Barcellona. Niente per il direttore di gara, per i direttori di gara, che hanno lasciato intendere che oggi si lascia correre, ma ripetiamo come abbiamo detto all'inizio, va bene così. Dato pressione forte del Soverato, esce in qualche modo il Mistral Carini, poi Ristro rigioca subito questo pallone. Dorio, tocco corto per La Rosa, per vie orizzontali da Cardona, prova a creare superiorità numerico, e il tiro col mancino, palo con deviazione, dice il direttore di gara, sul lato destro, sicuro di aver visto un tocco da parte di Scerbo, e se è così ha fatto una grande parata. Noi non ne siamo certi, ma che bella opportunità per la Mistral, che ancora una volta sta dimostrando di essere una squadra forte a prescindere dal risultato che li vedo sotto. Cardona ne ha giù addosso, ma aveva uno spazio, uno spiraglio per passare, ha esitato e allora c'è la ripartenza del Soverato. Bella chiusura però di Dorio su Frustace. Barcellona, spalla alla porta, lavora male la botta offensiva, chiamato time out a 4 dalla fine, lo chiama il Soverato, e quindi anche il Mistral Carini avrà la sua opportunità di riscaldare l'animo di tutti, anche a quelli più scoraggiati. È solo 1-0, soprattutto nel futsal non vale niente un gol di vantaggio, poi a questi livelli, in queste partite, un campionato così importante, così complicato come la Serie B, figuriamoci, ma questo lo sa anche il Bleeding Soverato, se un gol di vantaggio può bastare da qua alla fine, c'è una vita da giocare, e questi 4 minuti effettivi, ricordiamo, di questo primo tempo potrebbero dirci tanto in ottica ripresa. Nel frattempo mister Giovanni Venanzi, dalle sue indicazioni, tecnico che nella sua carriera da allenatore ha iniziato nello Zephyr Mega 5, dove è rimasto per 2 stagioni, poi l'anno scorso, dopo un percorso pieno di vittorie, campionati di C1 vinti, ha completato il suo percorso con la Gavinese, poi ha deciso di sposare il progetto Bleeding. Lui, che c'è stata una vita, Soverato, ha vinto anche una coppa con la Futura Energia. Ma torniamo sul calcio giocato, perché il gioco è ripreso appunto con questa giocata verticale di Nahuel Perez, che poi si ritrova il pallone, altra opportunità, si salva il mister Carini con Dorio, non scherza no mica, quelli di Catanzaro. Rimessa per la appaiata al mister Carini con tanto di polemica, pressione alta di gialloneri, prova a sgusciare via Coco Cardona, sempre molto estroso, giocatore che crea
superiorità numerica quando ha spazio e anche quando non ce l'ha. Ancora abbiamo visto poco del suo potenziale. Gioca a largo dalla Rosa, brutta scivolata ai suoi danni, ma si gioca. Ancora la Rosa vuole lasciare partire un destro, ma si difende a denti stretti il Soverato e poi resta a terra Luigi Martino, arrivato nel 2020 addirittura l'ex Croton, quindi una vita possiamo definirla calcisticamente, passata qui al Bleeding Soverato. Bene, 33 gol nel suo percorso, 3 precisamente in questo campionato di Serie B. Quest'ultimo che vi abbiamo raccontato accusa di aver preso una botta ai denti. Nel frattempo il gioco riprende con la Rosa che va da Dorio, apertura orizzontale da Cardona, gestisce questo possesso nella sua metà campo la Mistral con l'obiettivo di risalirlo il campo. Cardona in verticale, giocata prevedibile, chiusa da Nahuel Perez. Dorio, anche lui per vie orizzontali, da La Rosa, rientra e apre. Occhio perché prova ad accendersi Cardona, poi costretto ad andare da Dorio, pensa al tiro l'ex Città di Palermo, sbilanciato, va giù e si prende una punizione preziosa a 2,55 dalla fine. Oggi manca un profilo importante come Salvatore Muro, 20 gol con questa maglia. Chiaro che per la Mistral non è una cosa da poco. Prova uno schema la Mistral, ma quasi si fa male da sola. Si riparte rimessa al fondo. Buona raccolta di Barcellona, che poi c'è spazio anche per pensare al tiro. Barcellona prova ad andare a secondo palo. Deviazione, ma rimessa laterale in zona attacco. Poi Dorio, murato da Biondo. Si gioca. La Rosa cambia poco, mister Rizzo. Probabilmente fa bene perché la squadra si sta esprimendo nel migliore dei modi, manca solo il gol. Prova ad andare ancora in dribbling Coco Cardona, poi Barcellona accorcia il campo e tiene il Bleeding lì. Guadagnata rimessa laterale per l'ex Marsala Futsal, uno degli ultimi arrivati precisamente il 15 dicembre scorso. Barcellona che per il momento sta facendo il pivot, va davanti. La Rosa tenta il dribbling, Nahuel Perez ha deciso che oggi dalla parte sua non si passa, poi grande iniziativa di Loriggio. Infatti si riparte da un calcio di punizione. Mancano qualcosina, proprio qualcosina, in più di 120 secondi, precisamente 122 al fischio finale di questo primo tempo. Prova uno schema, il Soverato l'ha dovuto accompagnare con gli occhi Urgel Listro. Prova ad andare Cardona, perde un pallone pericoloso, esce molto bene. L'ex Virtus libera, poi il lancio lungo del Soverato che si spegne in fallo laterale.
Rosa è rientrato Cascino, vediamo se riesce a determinare. Va da Dorio, tacco, Cardona, in appoggio Cascino, ancora l'argentino, apre dalla Rosa, muove il pallone da una parte all'altra, il mister Leccarini, poi il tiro di Cocco, che è stato deviato. Listro, la Rosa, occhio che rischia di perderla, ancora la Rosa, poi fallo, colpo pare di Cascino. Anche il numero dei falli ci suggerisce il fatto che non sia stata una partita piena di contatti da fallo, soprattutto da giallo, quello che ha preso la Rosa. È 2-2 il computo totale. E quindi è difficile che in un giro d'orologio pieno, che è quello che manca, si vada al tiro libero, e questo discorso vale per entrambe le squadre. Ma vediamo questo calcio di punizione invece affidato a Malli Maci, rincorsa lunghissima e palla altissima, quella calciata da Tino Malli Maci, il regino classe 2000. Non ha inquadrato per niente lo specchio della porta, poi pallonetto ai danni di Dorio, l'ha presa troppo lunga la rincorsa. Il giocatore è cresciuto anche nel settore giovanile, oltre che dalla regina appunto della Polisportiva Futura, è arrivato a giocare anche in Serie B come adesso, ma anche in A2. Il numero 8 del Bleeding Soverato. Adesso la punizione è sui piedi di Roberto Dorio, ultimo acquisto di questo Mistral. Vediamo se va al tiro il 4. Batte Dorio! Che miracolo ancora di Scerbo, ad un passo dal suo terzo gol stagionale. 2 li ha segnati col Città di Palermo Dorio, 1 l'ha sfiorato oggi qui. Pallone alzata alla Rosa, che regala un contropiede al Soverato, e forse c'è anche fallo da parte di Santa Guida. Tutto ok per i direttori di gara. Siamo ampiamente entrati nell'ultimo giro d'orologio, siamo a 48 secondi. Punizione battuta all'indietro dal Soverato, allora riparte la squadra che rappresenta molto bene Carini. Poi è successo un po' di tutto dopo questa rimessa laterale. Giallo per Sinopoli, questa è stata l'ultima, atterrato fallosamente invece Antonino Cascino, e nel frattempo tra il fischio e il direttore di gara Listro ha dovuto accompagnare con gli occhi una palla molto pericolosa, partire direttamente al centrocampo, ma non era regolare. Quindi Dorio si prenderà questa punizione a 38 dalla fine, 38 secondi chiaramente. Quindi Soverato obbligato a non rischiare più nulla in questo finale. Apre però Dorio, era troppa la distanza. Cardona prova ad arrivare in maniera quasi schematica e pensata mister Carini. Occhio a questa palla per la Rosa, c'è luce per calciare, forse c'è rigore, no, si gioca. E occhio perché Listro deve accompagnare con gli occhi questa palla. La Rosa ha perso l'istante giusto per andare a calciare ed è un peccato. Poteva fare il gol che sarebbe valso l'1-1, è rimasto invece a terra il portiere Scerbo. Ormai manca veramente pochissimo, poi ci sarà modo e tempo di rifiatare.
Ritorna a muovere il pallone il Mistral Carini con Cardona, solita lavorare sulla linea laterale, va dall'altra parte dove c'è la rosa, poi Cascino col tacco, giocata a memoria, non riuscita, ma c'è calcio d'angolo, chiama time out mister Rizzo dalla tribuna, non l'hanno ascoltato e quindi la partita è finita. Infatti Dorio aveva pensato al tiro, primo tempo che termina sul risultato di 0-1 in favore del Bleaking Soverato. Restate con noi ci prendiamo una piccola pausa come le due squadre in campo. Se la Noia qualche ora fa ha vinto Sanremo, sicuramente non può avere la meglio tra due squadre che cercano l'una di congelare la salvezza e l'altra provare a conquistarla in questo finale di stagione. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Camuca, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri per la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani, 21esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Lo scambio con Iannazzo, poi Nolfo, palla lanciata ancora per Nolfo che si presenta in area, Nolfo al contatto, calcio di rigore. Comunque si presenta dal dischetto Secum contro Zummo, fischia l'arbitro, la rincorsa di Secum, Zummo, poi ancora Secum, arriva sulla ribattuta e porta in vantaggio l'Accademia Trapani. Era stato bravo Zummo a sventare il calcio di rigore, il più lesto di tutti, Najib Secum. La punizione, la rincorsa di Romano, secondo palo, Ricciulli sforbicia verso l'area, Campanella la mette in calcio d'angolo, Maltese per Cerniglia, ora Pellegrino. Pellegrino con questo tiro fiondato, respinge Mistretta, palla che rimane lì, ancora Mistretta sul tiro masticato da Federico, cercato Guaiana, Guaiana poi la gira ancora su Cammareri, cross che arriva in area, la girata di Agnello, blocca Zummo, c'è la punizione di Romano, pallone che spiove in mezzo, colpo di testa, la parata di Mistretta, il calcio d'angolo, se ne occupa Secum, pallone in mezzo Costantino, poi Secum ancora, crossa di prima, pallone messo fuori, tempesta col sinistro, palla alta. C'è la punizione per la Don Carlo Misilmeri, Romano, tocco per Pellegrino, tiro deviato, Mistretta la fa sua, controllo un po' difettoso, poi arriva Miliziano, ingresso in area, Miliziano al limite, Cerniglia cerca luce per il tiro, non la trova, poi gran palla per l'inserimento di Federico che calcia, il salvataggio, anzi no, la palla direttamente fuori. La punizione, Secum, scodella in mezzo, colpo di testa e c'è il raddoppio firmato da Perricone, ma fuori gioco, fuori gioco. La punizione per l'Accademia, fischia l'arbitro, Secum traversa, ma l'ha toccata anche Zummo, quindi calcio d'angolo. Era il cross, secondo palo, prova ad arrivare Pavisic, anticipo di Perricone, palla per Cerniglia, Cerniglia prova a liberarsi, Romano, zona tiro, ci prova Romano, Mistretta respinge Matera, gol ma in fuorigioco, fuorigioco. Può salire il capitano dell'Accademia, Cammareri, arriva praticamente in area, ancora Cammareri, calcia Cammareri, palla alta sopra la traversa senza deviazione. Punizione di Zummo, Secum di testa e l'arbitro fischia alla fine, l'Accademia Trapani espugna il campo della Don Carlo Misilmeri col punteggio di 1-0, decisivo il gol su calcio di rigore di Secum. Secondo minuto il Marineo si è portato in vantaggio, ci scusiamo naturalmente per non aver potuto riprendere l'esecuzione del gol di D'Agostino, di Peri. Nuies, conclusione, la parata da parte di Fagone che blocca a terra, veramente conclusione di Lovico Mario, tanto tempo dal 2019, quindi
diciamo che era un po' impreparato su questo cross. Intanto il colpo di destra da parte di Suarez, la parata da parte di Passaro, ex San Luca. Beleco trova l'1-2 con Torres, calcio di rigore. Vedete, avessimo il VAR in questo momento abbiamo potuto anche vedere dove è caduto Torres, fischia l'arbitro, parte Arenoso! Che rigore, che trasformazione da parte di Federico Arenoso, aveva anche intuito l'angolo Passaro, ma il rigore era veramente molto potente. Parte Maggio, la palla tagliata che sorvola tutto lo specchio della porta. Palla recuperata da Iantus, verticale a cercare Torres. Torres, attenzione, cartellino rosso, espulso Maggio. Un gratacagio Suarez, sterza, mette il pallone in mezzo a cercare Diallo, la palla passa a Torres! E il Cianci! Santiago Torres! Il ruggito del Cianci! 2-1! Parte il cross in mezzo, il pallone passa, Mantegna! Si impone Palma che manda il pallone in calcio d'angolo. Cambio per la super giovane Castelbuono, parte lo Spiovete, il colpo di testa allontanato da Beleco e poi la conclusione provata da Mantegna, palla che si perde sul fondo, il colpo di testa da parte di Loporto. Tanto un giocatore rimane il momento in panchina, Iapus. Conclusione la parata da parte di... Probabilmente c'è la volontà di cambiare qualcosa anche in attacco. Torres, avvia Torres, Passaro con un miracolo di essere il miglior marcatore super giovane Castelbuono. Torres all'1 contro 1, Torres sterza, Torres, Passaro, quel pallone gli vale di c'è calcio da... Tutto pronto per questa ripresa tra Mistral Carini e Bleeding Soverato, risultato di 0-1 in favore della compagine calabrese. Ha deciso un gol abbastanza fortunoso per quanto concerne chiaramente i primi 20 minuti effettivi di questo confronto ad alta quota. Per inseguire il Mazzara in vetta, entrambe lo vogliono fare, ci credono, allora il direttore di gara mette il fischietto in bocca. Inizia ufficialmente il secondo tempo tra Bleeding Soverato e Mistral Carini, con la pressione subito alta di La Rosa e compagni. Calcio lungo, gamba testa da parte di Sinopoli e poi non la gancia Dorio. Costruzione dal basso dei palermitani, tocco Cardona, tocco all'indietro un po' insidioso per Roberto Dorio, che poi la fa uscire pulita la palla. Ancora uno sviluppo lineare del gioco del Mistral Carini. Dorio, Cardona può pensare all'1 contro 1, chiuso. Non c'è spazio tra le maglie giallonere. Apertura orizzontale all'indirizzo di La Rosa. Può pensare all'1 contro 1 e andare in mezzo. Insiste ancora l'ex Catania. Palla all'indietro per Dorio. Aveva la possibilità di calciare e ci prova. Invece Cardona, primo intervento di questo secondo tempo da parte di Scerbo. Se ne è dato un minuto esatto. E già sono 2 le conclusioni del Carini, considerando quella di Dorio che si spunta sul fondo. Costruzione
ragionata ma andata male per Soverato, eccelle in spregiudicatezza in questo caso Cascino, ma rimane lì in zona d'attacco la squadra di casa. Poi là il tiro di Cardona respinto da Scerbo. La squadra di Rizzo ci crede, è viva, è pimpante, è propositiva e vuole pareggiare i conti. Palla sul lato libero dove la Rosa ha pescato l'angolino, ma Scerbo gli ha detto che da qui non si passa. Si rimane 0-1. Altro tiro, stavolta alto di Cascina. Ci aspettavamo un assalto molto più tardi ed è già arrivato. Si vede che nei spogliatoi mister Leccarini ha usato l'atteggiamento e la psicologia giusta per caricarsi e per fare bene questo secondo tempo, dove il Soverato sta faticando, esce male in possesso e costruzione dal basso di Blighink, mentre il mister Leccarini è lì che amministra, che gestisce, che gioca. Cardona tocca all'indietro per Dorio. Morato, catenaccio totale del Soverato. La Rosa prova ad accendersi, ancora il 29 insiste, non la vuole perdere e va dall'altro giocatore di qualità, via Cardona, ritorna da Dorio. Quanti giocatori importanti a questo mister Leccarini, si vede, lui vince anche nel modo in cui gestisce questa palla. La formazione di Rizzo, si perdono pochissimi palloni e altra rimessa per la compagine bianco-rossa. Dorio, Cardona, salta un avversario, poi una Veronica va in mezzo, ma il direttore di gara, che era vicinissimo, dice che la palla è uscita. Apre il gioco Mallimaci. Poi occhio a questo attacco che favorisce la conclusione all'indirizzo di Listro. Bravo a salvare la baracca l'ex Ischia. Adesso torna a manovrare il Blighink Soverato. Dorio chiude spazio, gestiscono i gialloneri, prova ad andare Frustace, chiuso però. Sembra chiamare gli schemi portiere Scerbo e quasi funziona, perché il primo tiro va sul palo, poi il secondo sulle mani di Listro, ma rimane ancora in zona d'attacco il Soverato e Listro fa un altro grande intervento sul tiro di Frustace. Una dietro l'altra le opportunità della compagine giallonera. Occhio a quest'altra palla al limite, spaccata di Listro. Adesso un lancio direttamente da Scerbo a Listro. Ritorna a muoversi la palla in favore del Mistral. Cardona torna indietro da faticato, rientra in campo. La Rosa apre. Cardona prova ad andare per vie orizzontali. Occhio alla Rosa che passa nel traffico, può vincere in pallo, anzi no, non è d'accordo con la nostra disamina e interpretazione il direttore di gara, che dice semplice rimessa laterale. Subito un lancio che diventa un tiro da parte di Scerbo, blocca Istro e fa giocare Cardona 1 contro 1, slitta quasi. Provato letteralmente a pattinare numero 21. Tanto scambi sullo stretto tra la Rosa
e Cascino, ma c'è il contropiede per Lorigio, fermato. Ha pensato al tiro Cascino, ha visto una strattonata il direttore di gara, non sono molto d'accordo. Da qui sembrava regolare. Palla allargata da Frustace, scambi veloci del Soverato, tiro rimpallato violentemente dalla difesa del Mistral Carini. Ok, quest'altro tiro, spaccata di Listro, poi ci crede più di tutti Martino, ma è stato anticipato sul più bello. Frustace, sempre in verticale, Scerbo chiude Cascino, ancora il 9, prova a giocarla sul corto, si è preso un fallo prezioso l'ex Monreale. Occhio alla rosa, libera il destro, palo, assalto totale del Mistral che non entra, però dentro la rete. Questo forcing non si trasforma ancora in gol. Poi occhio a Lorigio che quasi regge la carica, è faticato. Poi Listro a cercare la sponda di Cascino, sviluppo del Mistral Carini. Cardona direttamente a cercare la rosa, quasi riesce. Prova sempre queste giocate dirette il numero 44, nonché estremo difensore del Bleaking Soverato, ma non sembrano portare grandi frutti. E intanto va a lavorare questo pallone con un po' di difficoltà Cascino. Contropiede Mistral, prova ad andare la rosa, chiuso però da Perez. Cardona, solito dribbling e tiro, blocca Scerbo, la palla non entra, la porta è stregata, e grazie anche a un grandissimo estremo difensore come Scerbo. Si riparte da Listro, controllo col petto di Barcellona, prova ad andare, chiuso da Perez, grandissimo difensore, arrivato per la prima volta in Europa dopo diversi anni tra le fila dello Stentor in Sud America, ha già segnato 11 reti con questa maglia. Intanto prova ad andare senza spazio la rosa, poi Barcellona protegge, solito l'ex Marsala da pivot, la palla viene raccolta da un altro sudamericano come Cardona che rientra, raddoppiato, prova ad accendersi, chiuso, rimessa laterale, alla giocata all'indietro, faticato, palla che esce e quindi rimessa laterale. Respira un attimo il Mistral, respira un attimo il Soverato, c'è un grande ritmo. Barcellona addirittura circonda da 3 avversari, va dalla rosa che è più solo, subito chiuso, poi ha preso una botta Sinopoli che rimane a terra. Rimasto a terra, come detto, il numero 10 del Bleaking Soverato, ma sembra tutto in ordine perché si è già rialzato,
se ne sono andati più di 7 minuti. Effettivi. Quindi la resistenza del Blinker continua, ma vedremo fino a quando il Mistral è insistente e dominante, mi viene da dire. Barcellona. La rosa quasi chiudono una grande azione i ragazzi di Rizzo, che lo possiamo vedere lì, da osservatore aggiunto a bordo campo. Rientra forse pericolosamente la rosa, che poi apre da un posizionato basso Cardona. Barcellona, tanti cambi di posizione, occhio a questa ripartenza del Soverato, chiude tutto senza dover intervenire Listro, ha fatto un intervento di movimento importante. Cardona adesso era un momento in cui poteva accelerare il 21 perché si era posizionato male solo per un istante. Un Blinking Soverato veramente denso e compatto che regge anche all'urto di Barcellona. Contropiede, palla allargata, raddoppio di Luigi Martino, quarto gol in campionato. Che beffa per un Mistral Carini che sta facendo la partita ma che non riesce a tradurre in gol quanto espresso in termini di gioco e occasioni soprattutto, non solo gioco. Ma quello che muove la classifica è il tabellino, e il tabellino dice che è 0-2 Blinking Soverato. Scontro diretto che adesso si mette in condizioni difficili per la squadra di casa, che non deve demordere perché la prestazione c'è e come, e su quella deve continuare a insistere. Un altro episodio, un altro recupero favorevole al Blinking che ha permesso di ripartire e di andare a fare il secondo gol, sul quale Listro ha potuto fare poco. Ma il cavallo della partita non cambia. Carini in possesso, Soverato che aspetta. Per Andrea Cardona il tiro! Si allunga ancora Scerbo. Che intervento! Palla messa fuori da Cardona, c'ha spazio, faticato per calciare, rischia un po' il 6, la perde e Listro fa una parata che vale un gol. Barcellona col petto. La rosa ha faticato Cardona, invece si è acceso, è come se si è acceso, va via il 21, secondo palo chiuso. Altra rimessa, ha faticato, ha rischiato tantissimo il Mistral Carini con la giocata sbagliata del 6. Intanto palla a memoria per Barcellona, protegge l'ex Marsala e poi si prende un fallo prezioso. Sinopoli se ne è presi tanti, ma questo conta più degli altri. Gioco interrotto. Punizione per il Blinking, giocata subito. Ok, questo tiro che si spegne sul fondo da parte di Luigi Martino, che ha segnato il secondo gol prezioso, e come sia stato prezioso. Adesso prova ad accendersi l'attacco del Mistral, ma il tiro di La Rosa si spegne sul fondo. Tutti vogliono qualcosa dal direttore di gara, soprattutto quelli del Carini, che volevano un calcio d'angolo
non concesso. Ci sono ancora dei lunghissimi 11 minuti effettivi da giocare. Tanto credo che sia stato allontanato qualcuno dalle due panchine, forse dal Soverato, ma la palla torna a muoversi. Ha giocato uomo a uomo, in questo caso Cascino, col capitano avversario, ha vinto il numero 4, Santise. Il duello con le 9, poi gioco fermo con Dorio Dolorante che chiede il cambio e si accascia a terra, una sostituzione che non ci voleva, giocatore che l'anno scorso ha vinto la storica Serie B col Città di Palermo. Contribuendo al titolo con 9 reti, dopo aver fatto 2 quest'anno in A2. Gioco di parole. Si è trasferito alla Mistral o al Mistral, ma sembra già desideroso di rientrare in campo, l'ultimo arrivato di questa squadra. Vedremo se Mister Rizzo, ma soprattutto il suo staff, lo riterranno idoneo. Detto Cardona, si accende, mette in angolo Shep. Alla giocata al limite, Cardona va col mancino e prende il suo compagno. 10 giri d'orologio, quelli che mancano. Ancora è troppo presto per il Soverato di pensare al timer, ma soprattutto di non attaccare più. Ha offeso pochissimo la squadra calabrese, ma ha difeso molto e per certi versi anche bene, nonostante abbia portato il portiere Scerbo a fare troppe volte gli straordinari. Intanto Cascino prova ad accendersi e lascia una prateria alle sue spalle. Ripartenza forte e veloce del Soverato col tiro che finisce fuori di Federico Santaguida. Adesso risale il campo il Mistral Carini. Cascino torna indietro dove c'è solo Cardona, può pensare all'1 contro 1 con Santaguida. Cardona col mancino, murato, c'è un muro giallo e non è quello del Dortmund, anzi quello del Soverato. Ancora Cardona, si è intestardito su questa palla e l'ha chiuso. Santaguida rifiata, pensa un attimo il Bleaking e poi va a lungo, forse fallosamente, affaticato, ma invece il fallo l'ha commesso Loriggio. E intanto la notizia positiva è che Roberto Dorio rientra in campo. La rosa apre da Cardona, ritorna dalla rosa sempre il 29, vince il duello, poi tira in porta ma non guadagna neanche angolo. Santaguida in verticale, non si sviluppa bene la trama dei ragazzi di Venazzi. Cascino spalla alla porta, tocco all'indietro, poi Dorio, il lancio, grandissima uscita di Scerbo che mette l'accento sulla sua prestazione. Si prende un rischio la rosa, esce il Soverato e poi Santaguida quasi chiude la partita.
La Rosa, Dorio, non c'è spazio per Cascino, si torna da Dorio, pensa, l'ex Città di Palermo, allontana invece, senza problemi, Luigi Martino. Cardona raccoglie questo pallone, rientra dentro il campo, apre il gioco alla Rosa, ancora Martino, che oltre ad aver fatto il secondo gol sta facendo una fase difensiva sontuosa. Dorio muove questa palla, il mister Carini, a 8 alla fine, il tacco del 21, Cascino, spintonato e punizione dal limite. C'è un giallo in mano il direttore di gara. Adesso tocca a Scerbo costruirsi il suo muro, la sua barriera. Intanto ricordiamo che il numero di falli dice 3-3 e la partita è ancora lunga, 8 minuti effettivi sono tanti. Mentre tornando alla punizione ci sono Cardona e Antonino Cascino che a quota 26 gol, quest'ultimo è il capocannoniere dal mister Carini. Vediamo chi andrà. Cardona la lascia a Cascino che va col destro al secondo palo, ha provato uno schema il mister Carini ma non è riuscito. Vediamo, c'è un giallo per un componente della panchina del Mistral, ma a breve, anzi adesso esce Listro, si gioca 5 effettivi in campo senza portiere il mister Carini per tentare il tutto per tutto, ma c'è qualche problema con il direttore di gara perché c'è un time out, nessun problema, gioco fermo e adesso dovrà preparare molto bene la sua squadra, lo staff tecnico del mister Carini a giocare questi ultimi minuti senza Listro in porta. È chiaro che quando giochi col quinto uomo hai più possibilità di farlo il gol, ma apri a praterie con la porta vuota favorevoli all'avversario che ha dimostrato di essere letale in contropiede. Vediamo cosa succede. Quello che è sicuro è che c'è veramente un finale di partita rovente, tutto da vivere, perché 2 gol non sono niente. Questo fantastico sport e in questa categoria che entrambe vogliono lasciare presto, vogliono la Serie A2. Mister Carini che non ha mai finito una partita senza segnare un gol, anzi il minimo è sempre stato 2, in 3 occasioni ha superato anche quota 10, più frequente invece quota 5 gol superata o almeno raggiunta, quindi terminare a quota 0 per la Mistral non è mai successo e probabilmente con questo quinto uomo non succederà, ma mai dire mai nel calcio, soprattutto qui. Occhio al primo errore, subito un lancio, subito un rischio. È affaticato il quinto uomo, ve lo segnaliamo. Da portiere aggiunto, persa forte, con coraggio, il suo velato, rischia di farsi molto male il mister Carini. Libera Dorio, non si sta sentendo per il momento la superiorità numerica e allora Listro torna in porta, ma sicuramente vedremo diversi cambi volanti. Questa è una situazione da fare quando il mister Carini ha un possesso facile e infatti subito si cambia nuovamente con Listro che torna fuori, ma stavolta è Dorio che esce con Barcellona, quindi una punta in più, un pivot in più. Barcellona, il tiro murato. Cardona
tocca indietro, la rosa gestisce, amministra il Mistral Carini. Cardona attira a sé, gioca con 4 uomini tutti bassi. Il Soverato adesso più che mai c'è da fare densità, da mantenere la compattezza, da reggere l'urto e sperare che si rimanga a 0-2 per la sponda calabrese. Cardona, c'è luce! Illusione del gol, palla fuori, torna Listro in porta e torna anche Martina in campo. Rasinopoli che perde subito il pallone, la rosa esce alla porta Listro. Barcellona, occhio in questo cambio, ha rischiato di trovarsi a porta vuota, un po' di confusione nel Mistral Carini. Poi Cardona gioca a 2+3 in questo momento a squadra di Rizzo, ma è tutto molto dinamico. Libero Barcellona di calciare, poi il tiro che finisce fuori. La rosa ha tentato scarico facile all'indirizzo di Cascino, giocata da profilo esperto e forte, ma in questo caso forse ci sarebbe stato un tiro. Si difende il Soverato e dalla sua quasi area trova il 3-0 che probabilmente chiude definitivamente i giochi. Su un rinvio arriva la beffa per questo Mistral Carini, che ha fatto la partita, l'ha quasi dominata, ma adesso è molto vicino dal perderla, anche se 6 minuti non dicono mai fine partita. E quindi si riparte da 0-3 Bleaking. Cardona, la rosa, Cardona, la rosa, sembra una filastrocca di questi 3 che la muovono insieme a Cascino. Adesso aspetta, sempre più incoraggiato dal risultato il Bleaking Soverato, ci ha messo la mano Scerbo tanto per cambiare. La rosa si libera per il destro, la palla passa ma non abbastanza. Occhio perché la palla è la porta è vuota. Cascino apre dalla rosa, non c'è spazio, deve trovarlo la Mistral. Altra palla allontanata e quasi diventa quarto gol. Cardona prova ad accelerare, chiuso da Frustaccio. La rosa, gestione del pallone orizzontale per la Mistral. Coco, la rosa protegge come può faticato. La rosa va col destro, palla fuori, time out. A meno di 5 minuti alla fine. Chiaramente il Mistral Carini non può mettere i remi in barca, deve cercare a tutti i costi e continuare a insistere, per come ho fatto per tutta la partita. Continuo ad essere convinto del fatto che la prestazione sia più che buona, che siano mancati solo ed esclusivamente i gol, poi soprattutto l'ultimo centro del Birging Soverato. Si tratta di un rinvio a porta vuota. La squadra calabrese è venuta quel palazzetto Genova con l'unico intento di fare densità e ripartire in contropiede, qualche volta anche aggredito ma soprattutto difeso. Tanto Listro è tornato in porta perché la palla ce l'ha il Soverato. Ma ci resterà per poco perché Scerbo
va direttamente in profondità, come tante delle costruzioni buttate del Breaking Soverato. Porta palla, Cascino, La Rosa, Cardona, La Rosa, palla per Barcellona, ancora La Rosa, gestione fluida, ma per il momento sterile. Poi Barcellona sbaglia il passaggio, torna in porta Listro. È un continuo scambiarsi con Affaticato, ma è chiaro che non tenere il portiere in porta in fase di non possesso è un rischio grande quanto una casa. Bel lancio, ma chiuso. La Rosa, c'è spazio! E poi il palo! E poi un altro palo! È successo di tutto e la palla è finita in angolo. Ci abbiamo capito poco, ma vicinissimo dal 3-1 il Karimi, a 4 giri d'orologio effettivi dal termine. Cardona per via orizzontali, ancora rimessa laterale, giallo per Listro. Il direttore di gara addirittura controlla il suo numero di maglia. Avrà detto qualcosa che non doveva dire. Palla per Cardona, Barcellona amministra il gioco, il mister Karimi. La Rosa sempre il 29, Barcellona zona tiro e commette fallo, il quarto della partita del Mistral. (3:34 da giocare). Protegge non benissimo Sanipoli. Il Soverato torna a gestire il pallone, allora Listro con le mani. La Rosa prova l'1 contro 1 Cascino, tiro, angolo. E allora si rimette in campo come al solito affaticato. La Rosa, Cardona. 3 minuti come i 3 gol da rimettere in piedi per il Mistral Karimi. Occhio a questa palla per Barcellona. Che cosa si è mangiato il numero 23? Arrivato nella finestra invernale il pivot classe 2002 che vanta 8 gol in questa maglia, ma non è riuscito a fare il nono, il più importante sarebbe stato. Ma ancora Mistral Karimi con Cascino che non guadagna angolo. Palla rilanciata. Cardona. Scambi con La Rosa. Prova a rientrare sul mancino il 21. Poi allontana il Soverato, rimane lì il Mistral con un grandissimo intervento Santa Guida. Poi il tiro che si spegne di pochissimo al lato. Non ha tempo neanche di far rientrare Listro. Il Mistral e gioca La Rosa. Cardona.
Palla per Cascino. Solita supremazia territoriale che per il momento sta servendo a poco. La Rosa ci ha faticato solo. Servito. Prova ad insistere Cascino. Raddoppiato. La Rosa prova a verticalizzare. E poi pallone allontanato. È 4-0. Il gol di Luca Frustace. Grande gol del classe 97, arrivato a Soverato nel 2022, un giocatore che ha vestito anche la maglia della nazionale Under 21 di calcio a 5 e ha fatto lui il gol del poker che mette fine ai giochi per il Mistral Carini, che continua ad attaccare. Un minuto e mezzo, poi sarà fischia finale. Carini chiamato all'impresa. Punto giallo per un contatto a palla lontana e quindi ammonito Barcellona. Chiaro che è una sconfitta oggi pesa e non poco per il Mistral Carini, che ambizioni di vertice ne ha e come, e per il momento si vede ampiamente scavalcata da una sua diretta concorrente come il Blinking Soverato, che oggi sta vincendo 4-0, ma soprattutto vede allontanarsi il Mazzara. Nel frattempo la punizione verrà battuta solo adesso. Ricordiamo Mistral Carini essere arrivato al quinto fallo, quindi al prossimo sarà tiro libero, qualora ci sia. Da Dorio, tiro col destro che si spegne sul fondo. Lancio all'indirizzo di Loriggio, tocca all'indietro, amministra il Soverato, prova ad accendersi in questi minuti finali Santa Guida e poi il tiro di Loriggio, il grande intervento da parte di Listro, che ormai serve a poco, 48 secondi da giocare. Poi arriverà il fischio finale e la campana che dirà che i 3 punti sono del Soverato. Allontana Scerbo. Dorio in verticale prova ad andare, ha fermato quasi fallosamente Antonino Cascino. Scerbo, Frustace, ne mancano 22 secondi, ormai si abbracciano, scambiano strette di mano nella panchina del Soverato San, che la vittoria ad un passo, leggono quei 18 secondi che mancano, mentre il Carini non riesce neanche a sbloccarsi e lo farà per la prima volta in campionato. Appunto Cardona prova a recuperare un palla, poi gesto di stizza, fallo a palla lontana, si è reso subito conto dell'errore, ma il giallo non glielo toglie nessuno. Ultimissimi 8 secondi.
Non si capisce cosa le sia presa Santa Guida, che esce, se ne va direttamente negli spogliatoi, perché questo fallo ha permesso al Bleaking Soverato di andare a calciare questo tiro libero. Sinopoli, rincorsa lunga davanti a Listro, 5-0, partita definitivamente chiusa, gol di Sinopoli. C'è Santa Guida incontenibile, ingestibile in panchina, sembra non averla vinta la partita. Sei secondi che la Mistral lascia scorrere, suona la campana, arriva il fischio finale che dice che il Bleaking Soverato vince 5-0 sul campo del Mistral Carini, ma oggi più che le altre volte possiamo dire risultato bugiardo. Noi vi ringraziamo per aver assistito a questo big match. Osserviamo l'ultima raccolta delle squadre che salutano il pubblico e poi vi mandiamo la sigla e vi salutiamo da parte di tutta la redazione Sport Easy. Alla prossima.